Insomma, è una bellissima idea, mi piace moltissimo, mi piaci come personaggio perché veramente regali entusiasmo. Evidentemente, insomma, tu sei un innamorato del ciclismo, della tua attività sportiva che hai iniziato da giovanissimo, è stato tuo papà a lanciarti in questo mondo, no? Certo, tutto nasce da bambino per caso ma proprio per gioco, perché io giocavo a pallone fra l'altro nella squadra di Rescaldina. Una gara di paese la faccio e arrivo terzo, il mio papà mi dice: ma perché non provi ad andare in bicicletta? E vado a correre per la società del paese alla Rescaldinese, e lì iniziano le prime vittorie finché il mio povero papà decide di fondare la Vicimo, la prima squadra di ciclismo paesana del paese di Rescaldina. E dopo vari successi arriva l'epopea che il papà si inventa il Team Monti, e quindi da lì nasce tutto quanto è la nostra storia ciclistica. Dopo la mancanza del papà ci siamo bloccati, ma io per 30 anni ho seguito sempre le orme del ciclismo di nascosto, non mi facevo neanche vedere, e finché poi è nata questa grande voglia di creare io un'equipe mia personale e di riproporre il nome della famiglia Monti nel mondo del ciclismo.